Buonasera a tutti e ben ritrovati. Come promesso, il giovedì sera parte la nuova edizione del Salotto di Bella, un grande programma, un grande successo, e da questo giovedì siamo pronti a ripartire. Questa è la nostra prima puntata. Io do la buona serata a tutti voi che ci state guardando sul canale 96 del Digitale Terrestre, buonasera a voi che ci state ascoltando in radio sui 103.7, buonasera a voi che ci ascoltate in DAB, ben ritrovati anche a voi che ci seguite tramite la nostra app e a tutti coloro che invece ci stanno guardando tramite i nostri social. Come sempre anche la diretta TikTok live, quindi tra un pochino andrò a leggere anche a voi che siete in nostra compagnia, ma soprattutto la buona serata la voglio dare ai nostri 4 artisti, i 4 artisti che questa sera daranno il via appunto a questa nuova edizione. Quindi buonasera ai nostri ospiti, ai nostri artisti. Buonasera. Ben ritrovati, Sabrina, buonasera. Nino Marchi, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Angelo Mauro, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera Francesco Zerbo. Devo dire che ho avuto una specie di déjà vu oggi, non so voi, ma una specie di déjà vu. Allora, riparte la nuova edizione del Salotto di Bella, abbiamo 4 grandi artisti, 4 artisti che hanno fatto la storia, continuano a farla, 4 artisti che da oggi andranno a dare il via a questa nuova edizione di Bella, del Salotto di Bella. Quindi insomma mettetevi comodi, perché da questo momento in poi sarete in nostra compagnia e soprattutto in compagnia della musica di queste 4 grandi voci. Allora, ragazzi, siccome oggi è una puntata dove vogliamo soprattutto sentir cantare, direi di iniziare subito, immediatamente. Inizio io che sono il più giovane. Francesco, con Francesco tra l'altro. Sono il più giovane. Non ho capito però. Prendi il microfono, non ho capito. Che significa? Ora sono il più giovane, come si dice, tu canterai l'ultimo. Perché poi dopo di me c'è Sabrina che è giovane. Veramente si dovrebbe dare precedenza. Ma io sono il più piccolo, le donne no. lascia stare. No, noi parliamo qualcosa tu. artisticamente, sono il più giovane, perciò devo cantare io, artisticamente. Giusto. Io parlo artisticamente. Però Sabrina ha ragione, prima le donne. Ecco. Vai Maurizio, allora vai. Dai. Giusto, allora, prima le donne. Dai. Allora partiamo con Sabrina, dai. Fate il gentleman. Siamo con te, non è un problema. Con la nostra Sabrina. Con la nostra Sabrina. Io che non ho fatto scaletta. Non ti preoccupare, voglio spendere solamente 2 paroline, Sabri, per andare un po' anche a parlare di quella che è Sabrina. Sabrina è un'artista, perché adesso andiamo un attimino anche così, riserviamo 2 parole sulla carriera di ognuno di voi. Sabrina che canta da tanto tempo, storia, musica, hai girato il mondo, continui a farlo, apprezzata per ciò che sei e per quella che è la tua meravigliosa voce, quindi è anche giusto ricordare questo. Veramente di cuore. Ok, iniziamo a cantare? Sì. Con quale brano vuoi iniziare questa sera? Abbiamo una storia importante dietro le spalle di un valanga di musica. Quindi iniziamo dedicata così. a tutte le persone che hanno la lingua lunga. Direi che iniziamo così oggi. Vai Sabri, Che centro ce n'è del tanti. Quelli ci saranno sempre. Scende sempre ogni mattina con un pensiero sempre fisso, in qualcuno vuoi parlare, ti fai in ciuccio tutto quanto e si domanda qualche cosa, tu sia prima conta. Un vecchio detto dice che se vuoi gamba scendono tutti a fa sempre e fatto tu e fatto tu. Sanno tutti in tuo quartiere che è meglio a te vita, si percenuti nel giornale ogni cosa. Non mi fido, non mi faccio con te, ma da te ne avrei. Oh, sanno tutto quanto a lingua lunga e vai dicendo
conta, così maligna faccia verde, non fai un sorriso mai, tiene sempre un muso lungo, non mi fido, non mi faccio con te, ma che tenga pure. Oh, sanno tutte quante, a lingua lunga, e vai dicendo stronzata gente, di me non puoi parlare, non mi conosci, se vuoi ti posso solo insegnare. Oh, sanno tutte quante, a vera lunga, che sta lingua quando ti pare, tu sei nata per questo, è un tuo difetto, non c'è cura per l'invidia, ti faccio scattare, ti faccio scattare. Si maligna, si maligna. Te faccio scattare. Oh, sanno tutte quante, a vera lunga, che sta lingua quando ti pare, tu sei nata per questo, è un tuo difetto, non c'è cura per l'invidia, te faccio scattare, te faccio scattare, te faccio scattare. La nostra Sabrina con questo brano che comunque ha avuto anche... Sai, io nella mia vita artistica ho sempre cantato canzoni d'amore, no? Certo. Però di quando ci sono questi social e vedo certe cose, certe ingiuste, eccetera, eccetera, ho fatto, perché non fare una canzone di questa? Per cambiare. Mi è venuto con tutto il cuore a farla. Dai, ogni tanto ci sta anche sdrammatizzare, no? È un Certo, po' poi sdrammatizzare. anche allegra, va, Esatto. il tormentone, diciamo. Esatto, ci sta anche fare queste sta, cose ci per sta. giocare, perché ci Che sta. la musica è cambiata, sai, non è più Quella- ora vogliono personaggio, gelosia, lingua long, inciuce, Speriamo che però questo argomento finisce presto. E c'è un periodo che è stato così, speriamo che sì, certo. si riposa. È Dovrebbe giusto. tornare altre volte alle canzoni romantiche, le canzoni d'amore. La canzone La napoletana. canzone napoletana, brava. La canzone Esatto. napoletana che già dice tutto, una piccola Si espressione, parla solo una di invidia. piccola Nelle canzoni oggi si parla solo di invidia. Vabbè, tu ma- sei invidioso, io sono invidioso. Vabbè, ma Ormai è diventata così. Sì, però se anche chi ascolta inizia a dare meno valore a questo genere musicale, inizierà a perdere anche quella potenza che tra virgolette Però ha potuto ti acquistare. posso dire una cosa, io ho fatto sia questa Sì. e Geluse te e Gelosechi, Sì, giusto? Sì, sì. Se io presento un brano d'amore, non va né per te. Ci va, Vabbè, Ma però perché- questa spopola. Non Allora, uso nessuno, perché- è vero, non Questa lo è usa, spopola, non lo perciò usa, quindi noi cantanti Devi ci fare dobbiamo una anche canzone che essere furbi, no? Sì, però Cioè- Che dobbiamo è come seguire dice- i tempi di oggi. è come dice lei, sono cambiate le cose. Sì, però è Sono anche vero, cambiate. è anche vero che Purtroppo non sì. si lavora solo con TikTok, è vero che comunque i social hanno acquistato un'importanza davvero fondamentale. Non ci È un periodo secondo È me. un periodo, Poi, però secondo me io l'ho fatta, diciamo, per Ma ci sta tutta. commerciale, Vabbè, però ma- io ho un altro tipo di genere. Ti sei è meno adeguata ai male. tempi. ti sei Esatto. adeguata ai Esatto, tempi. esatto. che fa bene. Francesco, è il ritorno da te. Parla, pensavo non parlare. No, Angelo adesso dopo me lo riservo dopo, che pure con Angelo abbiamo tante cose da fare. Dove stai andando? Cantare. Così, senza nemmeno due paroline. vai. Dopo dobbiamo ricordare delle vai. cose. Dopo, cosa cantiamo? Adesso sei mia. OK. Adesso tu sei mia e non mi voglio scappare. Lo sognavo già da tempo e tu pure come a me non ce la facevo più. Adesso tu sei mia, sali in macchina con me. Non ti devi preoccupare, non sarai tu un'avventura, non ti prendo in giro, sai.
ritmo scalfammo io e te. Dammi il tuo sapore, che ti lungo tutte le mele. E fermiamo il tempo dentro il solito motel. E una voglia pazza che mi suona per fermare. Mia questi collanti, quello ma che tiene a fare. Famo una da spalle, tutta nuda, stiamo io e te. Non potremmo mai fermare st'amore. Favola da spalle tutta nuda stiamo io e te. Non potremmo mai fermare st'amore. Magica e sensuale, dentro il letto fai morire. Se mi guardi in questo modo mi rimetto ancora in moto e poi ancora voglio fare. Insieme questa sera ci spogliamo io e te. Ci sto letto freddo, mo scalfammo io e te. Dammi il tuo sapore, che ti lungo tutte le mele. E fermiamo il tempo dentro il solito motel. E una voglia pazza che mi suona per fermare. Mia questi collanti con ma che tiene a fare. Famola da spalle tutta nuda stiamo io e te. Non potremmo mai fermare st'amore. Famola da spalle tutta nuda stiamo io e te. Non potremmo mai fermare st'amore. Francesco Zerbo, brano meraviglioso. Grazie, che stavi bellissimo. dicendo? È un brano di 10 anni fa, adesso sei mia comunque. Esatto. Che stavi dicendo prima? Allora, voglio fare due cose. La prima è che dobbiamo salutare degli amici che abbiamo in comune, anche Sabrina e da quest'oggi anche Nino Marchi e Angelo Mauro. Sto parlando di Salvo Vecchio e sua moglie Francesca, ciao, che Salvo, ci sono venuti a trovare questa sera e noi siamo super contenti che sono qui con noi. Eccoli, adesso si vedono. Tra l'altro insieme a loro gli eventi che abbiamo fatto sono tanti e quelli che faremo ancora di più alla Villa Paradise Hill, e siamo contenti e soddisfatti. Anzi, il giorno 21 ci ritroviamo lì, che ci sarà Enzo Amato, Nello Amato, io ogni tanto perdo la cognizione, il fratello Nello Amato, scusatevi. Voglio salutare invece ogni tanto Zoiano. sì, volevo farlo, infatti mi sono portato il telefono dietro perché abbiamo un sacco di amici, era qui con noi e volevo un brano di Sabrina, tra l'altro lo Zoiano mi ha chiesto un brano che non mi ricordo qual era, però, perché è salito su, sono tantissime persone. C'è Barbara La Tigrotta che vuole Nino Marchi, Francesco che ti fa i complimenti, c'è chi mi parla, Sabri, eri collegata pure tu prima, che mi parla di Angelo Mauro, sì. Forza Angelo Mauro, maestro mio. Barbara La Tigrotta che è collegata qui insieme, con Nino Marchi ci siamo incontrati a Trabbia, vicino Palermo. Provincia di Palermo. Prima di dire una baggianata, ecco, non si come la doveva... stavi dicendo tu? No, Trabbia? No, era Trabbia, però per sicurezza ho detto sì, c'è Trabbia o Trabbia? Questi sono i fuori onda, non andiamo a chiarire, a spettacolare su questa cosa. E poi raga, i messaggi sono tanti, ma proprio tanti. Per favore di Nino Marchi una dedica ai miei figli Julien e Jeannette. Bravo Ciccio da parte di Alex, salutami tutti da parte di Peppe. Insomma, sono tanti. Volevo ricordare un'altra cosa, sì, ora dopo continuiamo. Volevo ricordare un'altra cosa, che è giorno 14 Francesco, 14 il 14 di dicembre. Sabato prossimo saremo tutti al teatro perché c'è un grandissimo evento con Francesco Zerbo e Nino Fiorello. Diamo un bacio a Nino. Ciao Nino. Lo salutiamo, quindi il giorno 14 di febbraio vi aspettiamo. Tra l'altro potete anche contattarci perché sono rimasti ormai gli ultimi biglietti, siamo quasi in sold out. Contattateci anche in privato che vi daremo tutte le varie informazioni, e questa è una cosa molto bella e molto importante che appunto ci tenevo a ricordare. Presenterà Mary Milani. Ciao, piacere, sono io.
Una bella serata, una bella serata. Ci divertiremo. Vi aspettiamo. Allora, a questo punto salto, getta un salto. Fanne un altro. Scusate. Gettane una. Questo serve per parlare, se ti serve Sì. Sì, perché loro due dovete sapere che hanno un amore fraterno. No, ma vi siete messi insieme, cioè apposta? Sì. Ok. Ah, sei geloso? Siete una coppia, voglio dire. Sì, il più bello del mondo. Aperto. Allora, andiamo a Nino Marchi che l'abbiamo un po' perso di vista Sì. e quindi questa sera sono davvero contenta di riaverlo qui perché ogni volta Nino è sempre una gioia, diciamo che ti stai facendo vedere poco, ma insomma non stiamo qui a dir tutto, però ritornare è una cosa sempre bella e piacevole perché anche tu sei una delle voci più amate di Catania. Ma sai, e manchi. Io sono contento di quello che ho fatto in passato, poi sono nati i miei figli e io penso che poi ognuno di noi debba prendere anche del tempo per non trascurare quelli che poi sono i veri affetti e quindi ho voluto godere proprio dei miei figli e vederli un po' crescere, non perdermi quegli attimi, però ovviamente la musica non manca, diciamo, nella mia vita. Come fa? L'unica cosa che anche Angelo Mauro può testimoniare è che io preparo le canzoni E le lascia nel cassetto. però ancora non mi decido a farle uscire. Poi adesso che sta venendo la festa di Sant'Agata io poi sono Sì. Scompare. uno che Ma quello è sparisce, lo sanno normale. Hanno tutti. detto prepariamo la canzone Sì, nuova infatti. fra pochi giorni poi però chiuderà voglio e dire- finisce. Però fai voglio bene. dire, ho preparato delle cose belle, ho anche una canzone insieme a Gianni Celeste, ho in futuro di farne una insieme ad Angelo Mauro. Sì, ma Voglio noi vogliamo buttarmi andare in alla un sostanza. genere Cama che fa. io non- Quando ci iniziamo a muovere di nuovo? Beh, io ufficialmente tornerò il 4 di aprile, sto portando in teatro uno spettacolo che si chiama D'Angelianamente. Ok. E racconto un po' quello che è stato l'input, diciamo, che mi ha portato poi a cantare. Perché poi di quel genere ne ho fatto anche le mie canzoni, quindi D'Angelianamente vuole essere un titolo che insegue, diciamo, quella scia che io ho amato e amo ancora e poi l'ho trasformata, diciamo, nelle mie canzoni. Questa è una cosa molto bella, quindi segnatevi questa data, 4 di aprile. Tra l'altro, Poi ne parliamo. poi faremo magari Diciamo una qui, puntata cioè- dove racconteremo tutto. Prima che lo dimentico, ragazzi, Concetto Cardì saluta tutti quanti. Salutiamolo, Concetto, Ha mandato un come no? messaggino. Ciao, Concetto! Quindi lo salutiamo e Vediamo dobbiamo anche il mio amico Giovanni Ravasco, stasera è venuto Giovanni insieme a me, Ravasco, tutta la certo che famiglia. sì. Vi saluta anche a tutti. Sebastiano Toro, tra l'altro, anche lui è no. sempre presente e mandava un salutone a tutti. Siamo pronti a cantare? Sì, cosa cantiamo? Un Qual è? attimo la prima? Un attimo, dai, partiamo facciamo con questa che è un altro È da brano. tempo che non la canto questa canzone, da Da, molto tempo. da oggi si riparte, Da quindi molto tempo. preparati. Io questa canzone mi ricordo quando nacque. Sì. È molto bella, davvero, ci piace, quindi la riascoltiamo. Diciamo che è mezza cosa vera. Sì, sì. Dammi un attimo un istante ancora, un attimo e poi fornisce qua. Solo tempo di guardare dall'occhio, è giusto che ti dica la verità. Mentre ti accarezzo stai piangendo, sento che sti mani sono più fredde. Scusa se non sono stato sincero, scusa se ti lascio senza me. Ti sto perdendo stasera, ti sto perdendo perché meriti il mondo e non un uomo che ti fa soffrire. E sotto le stelle stasera sono vigliacchi che stanno a te. Odiami perché mi ami e soltanto adesso ho capito quanto ero importante per te. Mo che t'ho detto tutte cose, ti prego vattene, lasciami solo qua. Mo fammi provare questo dolore e quello che mi resta per morire. Lasciami soltanto una carezza, quello che non t'ho fatto mai. O si fa di cara in
tutte e tu. Ti sto perdendo stasera, ti sto perdendo perché meriti il mondo e non un uomo che ti fa soffrire. E sotto le stelle stasera sono vigliacchi che stanno a te. Odiami perché mi ami e soltanto adesso ho capito quanto ero importante per te. E stelle stasera sono vigliacchi che stanno a te. Odiami perché ti amo e soltanto adesso ho capito quanto eri importante per me. Un attimo, questa canzone è bellissima, ha un significato davvero bellissimo dove appunto si racconta questa storia, anche perché Nino, autore di quelli che sono i suoi brani, scrive, compone, sta lì, si mette con quella tastiera, inizia a suonare. Quanti artisti hai fatto cantare lì ogni volta? Tutti, penso. Ma guarda, per me è un piacere, soprattutto è un piacere vedere nascere comunque sia dei ragazzi che magari potrebbero diventare il futuro domani. Quindi... Sì, prego Sabri, vai pure. Ma ci mancheresse, si dice così? È un po' come la conclusura. È come la conclusura, è molto bella. E poi voglio dire, come tu ben sai, mi piace anche raccontare delle cose che non sono mie e magari non perdo l'attimo per prendere lo spunto e farne una canzone. Ed è bellissimo, davvero bellissimo. Va bene, andiamo. Ritorno qua dal nostro Angelo Mauro. Angelo Mauro, che è un vulcano di esplosione. Stiamo parlando di un artista che canta da tantissimi anni e ogni anno va a ritmo con il tempo. Da Fumo arrivare, ne dico una così, a quella mini gonna, cioè vedete che fa capire come un artista riesce ogni anno. Ma quello è l'effetto del fumo. Quello è l'effetto del fumo, è l'effetto. La canzone vuol dire. Certo, che arriva alla minigonna, sia mai capito? Angelo Mauro, sia mai che noi diciamo vuoi che no, oggi non me ne sono non casco. Non casca. Questi sono a prova di Meri Milani, capito? Sono collaudati, fanno qualche rumorino, però sono collaudati. Comunque stavamo dicendo che c'è stato un trascorso nella vita di Angelo Mauro artisticamente che conosciamo tutti, anzi con Angelo abbiamo fatto anche uno special, se ve lo siete perso andatelo a ripescare, dove abbiamo raccontato una parte della sua vita fino a quando siamo arrivati, che anno era? Il 2000? Quando l'abbiamo fatto lo special? Un paio di anni fa. Un paio di anni fa, comunque abbiamo raccontato un po' quella che è tutta la storia di tutta la storia di Angelo Mauro, però dico, andare a fare un percorso dove si parla di un cambiamento musicale e rimanere sempre a tempo con i tempi, scusatemi il gioco di parole, è una cosa che non tutti riescono a fare, anche perché Angelo Mauro, autore anche lui di tutti i suoi brani, ogni qualvolta scrive sempre delle cose che lasciano come dire delle novità, della differenza, non sta lì a rimanere. Io non mi sento un compositore, un autore, perché mi riscrivo per me. Sì, però riesce a peccare pure il pubblico. Sì, ma perché mi riscrivo per il mio... Fatti su il vestito di Angelo Mauro. Però volevo dire anche un'altra cosa, che io sono 41 anni ora che faccio questo mestiere come cantante, da cantante. Però c'è stato un momento dove stavo un pochino cadendo, come tutti quanti, come tutti gli artisti. Questa è una cosa... Quelli sono momenti naturale, di vita che tutti vivono. Però l'unica persona che ha creduto in Angelo Mauro dicendomi: no, aspetta, vai perché io ci credo in te, ancora c'è qualcosa dentro di te, è lui. Il Ninuzzo. Sì, ma lo dico pubblicamente perché il Ninuzzo.
io ti ringrazio per quello che hai detto, però vedi cosa c'è, che fino a quando... Mi sento in mezzo a due innamorati, No, aspetta, no, vai. perché poi è bello Guardatevi anche negli occhi. scoprirsi e riscoprirsi. Assolutamente. No? Angelo Mauro era quel cantante che io quando ero piccolino, esisteva una televisione che si chiamava Canale 2, Sì. passava diciamo con i videoclip di allora e quindi io lo guardavo in televisione. Oggi potermi mettere a disposizione di quelle che sono le sue esigenze per me non solo è un onore, perché per me comunque sia continua ad essere scuola. Io non mi sento arrivato da nessuna parte fino a quando uno anche a 90 anni si continua a imparare. non si arriverà mai. Quello che mi porta a credere in qualcuno è perché lui ha un grande carisma, lui ha la forza, cioè ha la potenza di mettere entusiasmo alle persone con le quali lavora. Siccome io vedo che lui ancora è una macchina da guerra, si alza la mattina, viene in studio e mi dice: ho scritto questa canzone, Vero. sai, bella, no, non è bella, va bene, ne scrivo un'altra. Sì, lui è così. Cioè, lui ancora ha questo entusiasmo che riesce a cucire su se stesso le canzoni che poi deve cantare, è verissimo. Ma lui è allora così ben nella venga. vita, lui è così nella Sì, vita. sì. Andavamo al mare, no? Eravamo tutti in spiaggia, arrivava, io mi devo abbronzare. Angelo, metti la protezione. No, mi devo abbronzare. Si ustionava, era felice. Lo toccavi, però era felice, quindi è proprio super entusiasta in tutto quello che fa. Ma questo è Angelo Mauro, cioè raga, Angelo Mauro è, a parte come artista, per chi lo conosce come artista, ma a livello proprio di persona, niente, è Angelo Mauro, non c'è niente da dire. Le nostre chiacchierate infinite su tutte scusa, le... registro, cosa significa? Che cosa? No, ma perché Angelo Mauro è una persona che insomma è proprio, ne esistono poche storie e racconti che abbiamo fatto, a parte la vita artistica che insomma è una realtà importante. Iniziamo a cantare? Sì, io... No. Scusate, Sì, io che non ne mangio chiacchiera, voi me ne date di più. Dopo il prossimo giro lo facciamo più bello. Voglio cantare un brano che gli arrangiamenti sono Bio Music, è lui stesso che mi fa gli arrangiamenti. Questo è un brano che ho scritto, è un brano lento, è da molto tempo che non scrivevo un brano lento. Lui mi disse un mese fa, mi disse, ma tutti questi pezzi che stanno andando benissimo, ok, ma un brano lento, tu pensi che questo brano in un giorno già era nei per te? È vero? È vero, è andato bene. Sta andando alla grande ed è Tu sei innamorata mia. Bellissima questa canzone. Te lo dedico a tutti gli innamorati. La e allora cantiamo dal vivo. Vai al centro del palco e ci godiamo questa meravigliosa voce del nostro Angelo Mauro. Tutto live. Ci siamo conosciute piccerilla, t'ho cresciuto miezza accende rossa, e fra carezze, vase e giuramento un grande amore è nato fra me e te. Ci siamo conosciute in suo cuore, niente è cagnato e stiamo ancora a casa. Ci tremano sti cuori per un vaso, grazie a te per sta felicità. Tu sei innamorata mia, roba di nessuno più. Tu speranza che non muore, a che la vita mia sei tu. Tu non sei una fantasia, ma più bella poesia che ho scritto io per te. Tu sei innamorata mia, tutta vita insieme a te si mesce ogni mattina, io ti trovo a fianco a me. Una vita sana non mi basta, vedo riso innamorato, solamente palazzo vede. Con i capelli bianchi e il trucco in viso, su tempo non ci ha fatto diventare, però sei sempre bella come quando t'ho cresciuto miezza accende rosa. Tu sei innamorata mia, roba di nessuno più. Tu speranza che non muore, a che la vita mia sei tu.
ha giù scritto io per te. Tu sei innamorata mia, tutta vita insieme a te, si mi scendo ogni mattina, io ti trovo a fianco a me. Una vita sana non mi basta, vedo riso innamorato, solamente pazze vete. Tu sei innamorata mia, troppo te nessuno più. Una vita sana non mi basta, vado riso innamorato, solamente pazze vete. Tu innamorata mia. Bravo, bravo. Che voce, Angelo, Grazie. ma questa Grazie. questa voce, come te viene fuori? No. Come? Lo devo dire? Certo! Posso dirlo? Certo! Lo dico? Dillo! Mi sono andato a mangiare una fetta di carne cavallo da Alfio Serbo. Ah! Salutiamo lo zio trucco! Il signor Zerbo e la salutiamo. signora Maria, un bacione. C'hai il Senti, trucco tu? Io su questo brano Eh. voglio salutare tutti gli amici miei che mi stanno sentendo. Sì, sono tantissimi. Sei Sì. grande. C'è anche tuo nipote. Ne ho tanti nipoti. Due no. Chi è che canta? Ah, il piccolo Matteo che no, ha fatto. l'altro, la nostra famosa pescheria. Ah, mio nipote il grande. Certo! Batman. È lui, anche lui Concetto, è collegato. Concetto Proprio Batman. Concetto. Sì. Che poi, tra l'altro, ragazzi, lo sapete qual è la cosa bella? Perché io sto un po' nel frattempo leggendo Posso tutti. raccontare una cosa di Batman? Sì, però un attimo voglio dire questa cosa prima che la dimentico. È bellissimo perché quando io leggo evviva la musica napoletana, evviva i nostri artisti, è una cosa meravigliosa e io spero davvero che le serate con la musica napoletana e con i nostri artisti, gli artisti che cantano la musica, che fanno andare avanti la musica, continuano ad esserci e continuano ad andare avanti, perché questa è la bella musica, la musica degli artisti. E qui ne abbiamo 4 esempi, a Catania abbiamo tante belle voci e qui in questo salotto oggi nella prima edizione abbiamo 4 voci straordinarie che amano la musica e la cantano nel rispetto della musica e per come la musica va cantata e rappresentata. Quindi complimenti a voi ragazzi, complimenti. Grazie. Aspettate che avevo promesso che non avremmo preso telefonate, però ce n'è una che dobbiamo per forza prendere. Pronto? 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 Aumentatemi il volume della cassa. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Sono Cettina, mi piace cantare. Cettina, ti piace cantare? Tantissimo, tantissimo. Dimmi. Un attimino che c'è mio marito che ci sale una partita, ci sta tagliando. E dice, se poi il telefono con Angelo Mauro. Sì, qua è Angelo C'è Nino Mauro. Mai, c'è Francesco Gebbo, c'è Sabina, vino. Si vede la partita. Si vede Lucia! la partita. Chi era quello? Ma noi che stiamo a fare qua? Cosa ci stiamo a fare? Lucia! Vabbè, le donne guardano Annoio. Aspetta, i Cet- mariti Cettina, guardano la TV. non abbiamo capito cosa? Scusi, è mio marito che fa queste cose. Mi dici in mutande, mi dici separando che i cantanti. Ah, se tuo marito sapesse. Ecco. Scusi, ma mi fa emozionare tutta. La state facendo emozionare a Cettina, ragazzi. Non me la fate emozionare che poi litiga. Ma posso cantare una canzone precisa? Dici, faccela sentire questa voce. Vuoi fare la cantante? Vai. Mi piace ciò passare. Vediamo, facci. Non faccio cantare, io faccio salutiamo, passiamo, che posso fare? Tutto sti guagliona. Poi? E poi faccio mi stai lasciando Sti mani. gelato mentre da lontano. Eppure Cettina. qualche cosa sotto. Poi, dici.
poi saccio io e te, un amore, 2 anime ed un cuore. Ok, vai con l'ultima, hai un altro bonus. E poi saccio, e mio marito c'è di caganda, e saccio, se tuo marito sapesse che tu sei mio. Maronna mia. Sei brava, Cettina. E noi sappiamo una canzone che tu canti sempre, sai? Quale? Annagiti. No! No? Qual è? No! No, ora ti faccio sapere che combino con sta panza. Una E annacamento di spalle. avanza. Salvo Zaudo! Ciao Salvo! Un minuto perché mi fatto proprio del Fignondera. Non l'avevo capito. Non l'avevi capito che era Io Salvo? l'ho capito quando ha cantato la mia canzone, Non perché è avevo capito. l'unico che mi sa imitare, ti giuro. Una Non volta l'hai- pensa, eravamo in una festa, io non lo sapevo, giuro, qua c'è lui, e quindi mi dicono Nino canta. Non mi aprono il microfono a me, e quindi inizia la canzone e comincia a fare "Ma stai là". Poi mi sono reso conto che io in realtà cantavo, ma la voce che usciva non era la mia. E scende lui dalle scale. Ma per un attimo credevo che ero io, ti giuro. Salvo! È anche un imitatore allora. Salvo, prendere la tua chiamata è una cosa bellissima, che sei entrato. Vedo 4 amici miei e ho mandato un messaggio. È una cosa davvero bella, Salvuccio. Come stai? Bene, benissimo, mi sto riprendendo da un infarto dopo Sabrina che non ha cantato la mia canzone. Ma è stato un annacamento sbagliato, capito? Era un annacamento sbagliato. Ci fu un annacamento sbagliato, però non ti preoccupare, fanne un pezzo, sa? Ma veramente annaghi? No, non è un pezzo mica sbagliato. Mi bacio con Nancy, mi bacio con tutti. No, sei perdonata Sabrina, lo so che non. Ma a volte faccio sì. con Nancy. Così. Come prima ci faccio iniziare. Salvuccio! Noi... Allora, dai. dici. Io vi saluto, vi lascio al vostro bellissimo programma, non ho sentito la voce di Zerbo. Ciao Vita. Ciao Zerbo, non so Oggi è perché serio, Zerbo. non mi vuoi salutare, che non io sbagliai canzone, no, è chi da? Non è che posso dare confidenza a chiunque. Che dopo chi È perché tu perché gli tocchi la coscia a Angelo Mauro. No, vabbè, Sono perché, sconvolto, Salvo, visto che sono hai detto sconvolto questo- perché c'è Angelo Mauro che allunga le mani. allora per quello, Angelo ha questo È vizio. vizioso, è vizioso. Sì, è vizioso. È così. Siete Ti voglio dei bene, grandi, Salvo. e se Ti mi voglio permettete bene. di fare Ciao, questo, ciao. perché ti voglio bene. Anche noi. Sparta. Ti aspettiamo, un Ciao, bacio, Salvo. Salvuccio. Ti vogliamo Ti vogliamo bene. bene. Un bacio. Ma ti vogliamo bene davvero. Lo so. Ora ti faccio vedere che come non custa panza. Un bacio, Salvo. Belle, queste sono le sorprese, quelle belle. Grazie al nostro Zaudo. Aspetta, voleva raccontare l'aneddoto veloce di Batman. Ah, Vai, sì. veloce. Non lo vedevo da circa 10 anni. A Concetto, non lo vedevo da circa 10 anni. Ero a Milano l'altro giorno. Con quelle mani c'è un movimento un po' Era a Milano ambiguo da l'altro queste giorno. parti. Vediamo Stavo tutto, passeggiando però. Io al ve lo Duomo. dico. Avevamo fatto un evento il giorno prima, il giorno dopo avevamo l'aereo di sera, perciò ho detto al figlio del maestro Calogero, Enrico, che oggi è il mio fonico, andiamo a farci un giro a Milano. Ero sotto la cattedrale che stavo camminando. Ma che può essere? Avevo 10 anni quando vivo a Catania e lei vive a Milano. L'ho incontrato a Milano, pazzesco. Sei serio? Pazzesco. A Batman, a Concetto. Ma può essere. Quello alla Però vedi che Bat stanno la vita, mobile. lui siamo vicino, non ci vediamo da 10 anni. E poi a Milano Anche è da beccato. Milano per vedere. Ti rendi conto? Sono cose Pazzesco. pazzesche. Ciao, Concetto. Un bacione. Allora, a questo punto ritorniamo a Sabrina. Sabri, questa volta facciamo 2 brani, uno dopo l'altro, così continuiamo a cantare. C'è un duetto. Ok, quale Un brano che sta dando molte soddisfazioni sia a me che a Gianni e si chiama Racconto, con Bellissima. la partecipazione di Gianni Vezzosi. Bellissimo questo. L'altro lo annunci dopo. Ricordiamo che è una storia vera. Vero, molto toccante. Racconto. La nostra Sabrina. Sabrina? Ciao Katy sono. Posso salire? E lo racconti a me come una sorella, di lui parli con me senza te fa problema, non è
stata sincera, lodi e poi lo ami, lodi, ma poi lo ami. Quante panni a valigia, e a barra tu sei chiusa, ma lo stesso tu pensavi, mentre si ti cercava, ma chi sta assai più male è solo sto creatura. Si già fatte promesse e perché avevi sposa e vado a bucire t'ho detto va bene ma lei a così assai che non sai quella che diceva sta con lei solamente mi figlio ma che sto dando a casa sono 4 ore da passo d'onore ma sento la mogliere e gelosa il marito t'ho giuro che sento buona l'anima caro amico se vedi da lui che non la puoi avere abitando clandestinamente mannaggia chi sta a moda. Ricordati che sta amore ha vinciuta e sai perché? Perché chi non sbaglia per amore fa peccato 2 volte. Questa è una storia che non sa da nascondere perché vi fa sta male e vi fa vivere, ma per me è un amore rubato. Grande, vogliamo salutare Gianni Vezzosi. Un bel classico, Lacrime napolitane. Mia cara madre stava trasinatana io stendane più ma stava male come all'umma 2-3 piancate come vorrei sentire un zampugnare e l'inna mi facito la presepe piatta per la mattina piatta mia facito quando sera la vigilia come se mi azzavuia
ci chiamiamo cielo Napoli, come amare sto pane. Mia cara madre, che so, ma che so Renara, perché se chiama patria non so niente, mi dico qualche dollaro mi pare, che non sono stata mai tanta paziente, ma sono tutte notte a casa mia. Ed è creatura mia, non senta voce, ma voi vi sono come una Maria. Questo in vietnanza, o figlio in croce, a noi napoletani, per noi che ci chiamiamo cielo Napoli, come amare sto pane. Ma vedi scritto che sono nelle gambe, chi non lasciata sta lontana ancora, che va già di se figlia con una mamma, facile la tornare che la signora, io non torno, me ne resto fuori. Resta affaticato tutte quante, io caccio persa patria casonora, su carne macella, oi ma sono emigrante. La costa lacrima sta America, a noi napoletani, a noi che ci chiamiamo cielo Napoli, come amare musica napoletana. Ho dovuto mettere un classico perché viva. questa canzone di Merola, a parte che sono d'Angeliana, meroleana, mi piace molto. Finalmente quando vado all'estero e la canto per gli emigranti. Però è bellissimo sentire la vera musica. Abbiamo iniziato con un brano con la quale si gioca e poi siamo arrivati invece alla musica. La vera musica che è questa, e penso che tutti condividono il mio pensiero, perché riportare un classico del genere è musica. Brava Sabri anche per la scelta di aver portato questo brano, sempre brava la nostra Sabrina. Ritorno da Francescuzzo, dal nostro Francesco, che lui è un altro di quei giocherelloni, capito? Giocherellone. Quando si parla anche con Francesco, eventi, serate, ci si diverte oltre che ascoltare buona musica, perché ogni artista ha anche il modo di divertirsi con il suo pubblico, altrimenti si sarebbe tutto troppo serioso. Invece lui è uno di quei giocherelloni. Tra l'altro anche Francesco quest'anno di eventi, di serate importanti ne ha fatte tante. Sei stato quasi sempre fuori casa, lo possiamo dire, hai girato tantissimo, e questa è una cosa grazie bella. alla gente che ci sceglie.
sempre. Scegliamo i nostri artisti, ragazzi, sceglieteli sempre. Facciamo 2 brani, Fra. Anche tu canti. No, tu. Facciamo perché li condividiamo con il nostro pubblico. Vediamo cosa manda su. Sempre in giro mi deve prendere, sempre, se non è contento. Voglio dedicare questa canzone a Salvo e a Francesca, a tutta la famiglia Mascoli. Ciao Gioiano. Che bella cosa mi uscì la mattina e tengo a te vicino. Si ne emoziona che mi fermo cuore che non tengo che vita. Mentre mi guarda tu, leggo che bene, che provi per me. Mi date cose che nessuno mondo mi potesse dare. Se che la femmina che lascio segni, ma non sono capace. Questi parole ti dico l'amore dell'eternità. Mariano non mi come fa cantare. Tu mi hai dato questa famiglia insieme a chi si figli che la sua vita mia. Oggi non mi manca niente perché si importante rende giorni miei. E se mi accettata strada che mangi scegliuti sei più forte di me. Solo l'amore che non si trova. Tu mi hai dato questa famiglia e sei l'unica storia che non posso dormire. Non mi faccio mancare niente, tutti i sacrifici e faccio per te. Io sono l'uomo più felice quando torno a casa e per la mano per cacciare. Vivo quando i figli miei mi chiamano papà. Che sento sono i sentimenti ma proprio per te. Non sto cantando con mia voce mia, ma è dedicata a te. Perché sono pronto a pigliare stelle, docile e te portare. Nessuna cosa può desiderare. Tu mi hai dato questa famiglia insieme a chi si figli che la sua vita mia. Oggi non mi manca niente perché si importante rende giorni miei. E se mi accettata strada che mangi scegliuti sei più forte di me. Solo l'amore che non si trova. Tu mi hai dato questa famiglia e sei l'unica storia che non posso dormire. Non mi faccio mancare niente, tutti i sacrifici e faccio per te. Io sono l'uomo più felice quando torno a casa e per la mano per cacciare. Vivo quando i figli miei mi chiamano papà. Vivo questa famiglia mia, perché mi regalate questi figli che sono tale cosa a te. Belle, sincere e che verità in tuo cuore. Tamo perché sei l'unica cosa al mondo che mi ha regalato un respiro, che mi ha regalato la vita. Marianna, sei la vita mia. Grazie. Giovanni Ravasio. Andiamo con il brano nuovo, vai. Sta vita non è stata facile, ma resta forse campare, sta voglia non perdere. Mi
vanno bene compagni, che non mi rispetto. Quando affrontare questa vita, che si fa difficile. E non mi appiccico mai con quello più debole. E quando fa qualcuno, sono pronto a difendere. Faccio sempre pinciuto pure nei momenti più brutti sta vita. Ma cannanza così perché bene non pagato migliore ferite. Sto aspettando un momento non stringere forte, a così sono invincibile, non saccio perdere. E mi sento felice perché a fianco a me è una meglio di femmina. Ma va bene pure io, non la posso lasciare, mi va bene dall'anima. Spero che solo di Dio mi accompagni di vacanza e sta vita difficile sa da combattere. Mi porto rinde e ferite, mi tengo in dall'anima. Cerco mi fa pure bene, ma non è mai facile. Perché già saggio non posso piacere a tutti quanti. Ma la vacanza così non mi posso fermare. Oggi sempre vincevuto pure nei momenti più brutti sta vita. Vacanza così perché bene non pagato migliore ferite. Sto aspettando un momento non stringere forte, a così sono invincibile, non saccio perdere. E mi sento felice perché a fianco a me vede una meglio di femmina. Mi va bene pure io, non la posso lasciare, mi va bene dall'anima. Spero che solo Dio mi accompagni in vacanza e sta vita difficile sa da combattere ogni momento che sta vita. Di te momenti più difficili non ci lasciamo mai la mano da parte. Ti voglio bene. Grazie. Allora, questi due brani su TikTok vanno veramente bene. Tra l'altro l'ultimo che hai cantato è proprio l'ultimo anche che è uscito Sì. del nostro Francesco. Aspettiamo un secondo che adesso facciamo tutto quello che c'è da fare. Dicevamo questo è l'ultimo brano che tra l'altro è uscito, questo qui. No, ma è successo... La smettete con sta toccatina di coscia tutte e due? La dovete smettere con questo tocco e che tocco, tutte e due. Dove? No, venerdì abbiamo una serata a Milano e allora approfitterà. Bronzatissima. La devono finire tutti e due, si stanno facendo anche il ma è un lavaggio di venerdì è con me a Milano, vai, fai vedere il toccatina di coscia. L'hai ripresa, guarda la mano. A lui gli piace, Va, guarda quanto toccamento di cosce che ci sta. Ma non è a cosce, è proprio mago, guarda, sta morendo. Ragazzi, Fabrizio Scirei che saluta tutti Ciao, quanti. Fabrizio. Ciao Cirfa. Anche Anna che vi vuole salutare a tutti. Poi c'è Barbara, anche lei, Nick Mastroianni. Aspetta che c'era un messaggino, Salvo Maggiore, Ninfa Italiano. Ciao Maggiore. Salvo Maggiore. Ciao Salvo. Ninfa e anche Giulia la salutiamo anche lei che è bravissima. Ninfa Italiano che mi pare che conosce te, però non ho capito se non mette il nome, raga, io non riesco a dirvi chi siete. Tantissimi. Dici cose pericolose. No, me l'ha scritto qua. Mi saluti Francesco Zerbo, Enzo. Ti saluto. Ma la smetti? Sei un cretino. Sei un cretino. È uno scemo. Vi seguo da Milano, Orazio Cannavò. Guarda quanto ero qui, era tutto sporco. Vado a vedere, per favore. Era tutto sporco. Ingrandisci. Era sporco. Vieni, no, Sonny, vieni. la dovete smettere. Avevano aperto una bottiglia di spumante.
avevano aperto una bottiglia di spumante, io stavo lavando e mi hanno fatto 5 e io stavo lavando. La dovete smettere! Meriminani con il mocio, ma perché avevano pulito bene, avevano sporcato. Brava. Questi sono Allora sa puliziare. anche ogni tanto faccio questo pure. Enzo Genchi che ti saluta. Enzo Genchi. Ciao Ok. Enzuccio, un bacio a tutta la tua famiglia, ti voglio bene. Ciao Enzo. Ok, vado veloce. Già così prepotentemente. Sempre lui è quello. Tra l'altro Sebastiano Toro mi ha detto Vedi che non ha finito ancora. una perché- bellissima. No, c'è Sebastiano No, Toro. perché mi diceva alzati. Aspetta, lo faccio alzare io. Sono io la conduttrice. C'è Sebastiano Toro che vi vuole fare i complimenti. Dice: questa è una bellissima puntata. Scritto proprio così: Sicciarricria. Proprio in siciliano. Vabbè, ma Sebastiano Capì? Ci si arricria. è una bravissima persona. Sì, ma voglio è dire. bellissimo. Sandro che vuole salutare tutti voi. Insomma, tutti quanti. Va bene. Nino. Ritorno da te, scusami, mi ero un attimino distratta. Buonasera, com'è? Tutto a posto? Da quanto tempo? Come mai sei qua? Perché io sto presentando 4 grandi artisti e presentando 4 grandi artisti e sono davvero felice. Mi sono recuperata. Va bene, cosa vuoi cantare adesso? Senti, io queste mie canzoni le voglio dedicare a mia moglie e ai miei bimbi che sono belli come il sole. Ok, E poi voglio salutare un amico che si trova a Milano, che è Orazio Cannavò. Che se non sbaglio l'ho letto Orazio Cannavò, è qui che ci sta anche Oraziuccio, dobbiamo salutare, era qui, ecco, vedi che mi sono dimenticata Orazio. Lo salutiamo. Sì. E poi ribadisco ancora i saluti per il nostro amico Concetto Cardì e il mio amico Giovanni Lavasco e comunque sia tutti coloro che ci stanno seguendo, scrivendo e ascoltando. Sono con noi, perfetto. Andiamo al centro del palco? Vai. Con quale iniziamo? Vedi tu. Dai, Grazie, sei stata sempre brava. super romantico. Ho un po' di fame. Sai quanti volte mi è mancato coraggio e murevi da me. Quando a bugie ti ricevo, recitando e facendo l'amica con te. Non stiamo qua tutte e due, innamorate per sempre. Pure se non ci credete, che un giorno poteva abbracciare solo a me. A stringermi forte e se tu guardi in da stocchio rinda un attimo tutto è più bello. Passeggio Andressa giornata, siamo già sotto casa con un vaso ci rimane e non ci importa nessuno quando stiamo noi soli, tutto il mondo non vale più niente. Campammo in da sti vasi tutte e due innamorate, non ci ferma nessuno, si sta me e te. Stiamo qua tutte e due, in do bene, in do male, siamo più forti noi. Noi camminiamo sta vita, ci teniamo la mano fino all'eternità. Noi tutte e due sempre noi, innamorati per sempre. Tu non ci credi mai è vero, che sia cosa più bella che possa tenere. Che la stringiamo forte e se tu guardi in da stocchio rinda un attimo tutto è più bello. Passeggio Andressa giornata, siamo già sotto casa con un vaso ci rimane e non ci importa nessuno quando stiamo noi soli, tutto il mondo non vale più niente. Campammo in da sti vasi tutte e due innamorate, non ci ferma nessuno, si sta me e te. Mo te la stringiamo ancora, com'è bello st'amore, tu non sai io quanto ti amo e fino a quando vivrò al mondo
mondo lo griderò, che st'amore è più bello si stampa. Effettivamente, se volete che la ricanto di nuovo, la rifaccio, Sì, si è emozionato, si è emozionato. Non sarai più tu vicino a me, non sarai più niente senza te, è finita storia e tutte e due. Mentre te ne vai resta qua, più sicuro ma c'era verità, è finito tempo mio con te, ma perché? Resto solo qui adesso, che farò? Non lo so se vivrò, forse morirò. Più tu pensi e più tu non te ne vai, nella mente ti chiodo fisso ormai. Amore non si leva più, più tu pensi e da niente già sto chiagnendo, tu vedi che scompari da un momento, c'è l'aria da stelle, mentre da lontano e non va. Senza te. Quest'amore che non può parlare, come neve al sole morirà, ci manca marinde tutte e due. Per le notti quando dormirai ci sarò anche se tu non vorrai, pur sintomi e tu non sono io insieme a te. Resto solo qui adesso, che farò? Non lo so se vivrò, forse morirò. Più tu pensi e più tu non te ne vai, nella mente tu chiodo fisso ormai. Amore non si leva più, più tu pensi e da niente già sto piangendo, tu vedi che scompari da un momento, c'è l'aria da stelle, mentre da lontano e mi manca come all'aria che respira, mi manca mo che resta senza te. Brani bellissimi, mi manca. Ci stava. Ragazzi, prima che lo dimentico vi saluta Mascia, a tutti quanti. Ciao Mascia Brancacci. Sì, è lei, chiama, che è sempre qui. Barbara la Tigrotta, che prima non ha sentito i saluti, quindi la risalutiamo. Ciao Barbarella. Sonny saluta anche te, che Barbara. Ti aspettiamo ben presto per la canzone. Regina di TikTok. È lei, la nostra Barbarella, che sta continuando a scrivere, la salutiamo perché non l'aveva sentita. A Nino Marchi fra 2 mesi inizia la festa di Sant'Agata e Orazio questo. No, Nino Marchi fra 2 mesi inizia la scuola. È Orazio, lui ci teneva a dire questa cosa. Oraziuzzo, bravo Nino Marchi, Gianluca, un abbraccio a tutti voi da parte di Salvo. Ragazzi, grazie a tutti, non riusciamo a leggere ogni cosa. Andiamo dal nostro Angelo. Abbiamo altri 2 brani da cantare. Sì. Adesso secondo me lui ci porta qualche cosa di
qualche cosa di fresco. Sì, sono brani nuovi. Hai visto, lo sapevo È io. un duetto. Vuoi fare un duetto adesso? Sì, un duetto con Desi Di Salvo, che la Che salutiamo. la salutiamo, che lei comunque anche prossima settimana sarà qui, il Sarà nostro ospite, Angelo certo, Mauro, certo. che lui anche gira il mondo, raga, cioè non si ferma, continua ad andare sempre ovunque, super ricercato e super polizia, richiesto. carabinieri. No, ricercato a livello artistico, è super Posso richiesto. fare un saluto? Un bacio Certo. forte forte a Benedetto, a Peppa, a tutta la famiglia. Un bacio vi Li voglio bene. salutiamo. Ciao, bene. E c'è Cristian San Basile che vi saluta a tutti prima che lo Cristian, dimentico, ciao, Cristian. perché mi continuano a Ciao chiedere Cristian. cosa cantiamo, perché Sì. mi picchiano dall'altro lato. Bella bella. Bella Un bella. duetto con Desi Di Salvo. La canzone appunto, e poi dopo l'annunci tu l'altra? Sì, vabbè. E poi una bottiglia di champagne. Beh, Stappiamo una bottiglia di stappiamo che champagne. stasera siamo in festa. Andiamo, Vai. Angelo Mauro. E ti posso dire una parola, io ti sto guardando da mezz'ora, chi sto corre in battaglia all'ora, io mi sono innamorato di te. Io non te conosco ma con può, lasciamo perdere vattene va. Sta conferenza a te chi della rata, e mo vattene che è meglio per te. Dimmi come ti chiamo, o numero di telefono. Ma allora tu sei scema, vattene siente a me. Bella, 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 tu sei più bella, niente nessuno ti fa somiglia. Queste parole che mi dice non mi incanti, finiscila di fare il Don Giovanni. Bella, 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 tu sei più bella, stasera insieme a te voglio restare, insieme a cene ma sei una carezza, vedrai che un grande amore nascerà. Allora tu non ne hai capito niente, sto cuore già appartiene a chi mi aspetta, fra poco chi le viene a me pigliare, sentiamo buono non ti fa trovare. Te facessi giù in mille pazzie, sfida sto mondo per te conquistare, vicino a te non tengo più paura, sono innamorato che ci posso fare. Di mano ci farimmo, a bassa sanità, e un povero battelle, non ti fa trovare. Bella, 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 tu sei più bella, niente nessuno ti fa somiglia. Queste parole che mi dice non mi incanti, finiscila di fare il Don Giovanni. Bella, 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 tu sei più bella, stasera insieme a te voglio restare, insieme a cene ma sei una carezza, vedrai che un grande amore nascerà. Ma ancora qua stai? Rimane. Bella, 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 tu sei più bella, niente nessuno ti fa somiglia. Queste parole che mi dice non mi incanti, finiscila di fare il Don Giovanni. Bella, 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 tu sei più bella, stasera insieme a te voglio restare, insieme a cene ma sei una carezza, vedrai che un grande amore nascerà. Ok, una bottiglia di champagne? Vai. A te fatto sto cuore mio, rinde pensieri stai solo tu, coppa sta spiaggia innanzi mare, tutte e due innamorate, a più bella sei tu. Una bottiglia di champagne, due bicchieri, un solo amore io e te, che stasera sotto stella rive mare, tutte e due facciamo amore, che sta luna che ci fa compagnia ci fa, con chi succhia azzurro mare, che bella sei tu, mille sospiri in da notte, solo noi, una cosa sola, già te vengo in da chiesa, vestita e sposa, con una lacrima in dall'occhio,
felicità. Noi giurammo innanzi a Dio amore e fedeltà, per tutta vita un po' di più. Labbra dolce t'accia mangiare, così mano t'accia accarezzare. Tu sei una pioggia e passione che accarezzo cuore, mi fatta innamorare. Una bottiglia di champagne, due bicchieri, un solo amore io e te. Che stasera sotto stella di mare, tutte e due facciamo amore. Che sta luna che ci fa, compagnia ci fa. Succhia azzurre mare, che bella sei tu, mille sospiri in da notte, solo noi, una cosa sola. Già te vengono in da chiesa, vestute spose, con una lacrima in dall'occhio e chi ne felicità. Noi giurammo innanzi a Dio amore e fedeltà, per tutta vita un po' di più. Dio amore e fedeltà, per tutta vita un po' di più. Una bottiglia di Questa champagne. bottiglia di champagne che è in quei bicchieri, bellissimo. Ora la devi Anche portare lo champagne, giusto? Dopo, Mi sono dimenticato. dopo stappiamo, non vi preoccupate, smetti con quella coscia te. Smettila con quella coscia, è volato anche il telefono di TikTok nel frattempo. Scusate se avete fatto un volo, adesso recuperiamo. Allora Sabri, siamo all'ultimo giro, abbiamo un altro brano da fare ciascuno, quindi poi dopo facciamo i saluti finali, però se vuoi fare qualche salutino adesso Io è voglio il salutare momento. tutta la mia famiglia, tutte le persone che mi vogliono bene, anche quelli che non mi vogliono bene. E voglio ricordare a tutti gli amici di Milano che il 15 e il 20 sarò a Milano. Bene, questa la ricordiamo, quindi 15 di dicembre e 20 a di maggio dicembre. sarò in Germania, Oh. poi abbiamo altre date di Milano e Napoli. Poi Vabbè, ma tanto non mancherà occasione, ci rivedremo qui su Bella, Ok. ne sono sicura, e andremo a dare tutte le altre date. Venite, facciamo, ma perché non in conclusura? Che salutavamo tutti insieme, tutti in coro con ciao ciao. Mettiamoci belli abbracciati. Abbracciati. Sì. Siamo venuti bellissimi. Allora, un brano d'amore Sì. lo voglio dedicare a Francesca, perché è di là con Turivecchio. No, rifacciamola, sono venuta con gli occhi chiusi. La facciamo in Ah, chiusura, la facciamo? come ti dico io. Dopo, intanto prepariamo Dopo? il brano, dopo. A tutti gli innamorati. Ok. E io da parte mia lo dedico a mio marito. Ad Alfio, ovviamente, che è fuori, che sta guardando Esatto. dalla TV. O marito più bella. Bellissima. Ce la riascoltiamo questa canzone che è davvero molto bella. Quando è bella nascita con te vicina, ancora sta facciato io sotto cuscina, è più bella ancora se ti stai sciatata, con la cura del caffè che preparate.
anche con questa canzone, quante richieste soprattutto, tante. Super romantica e bella, sempre complimenti a Sabrina. Grazie, grazie. Andiamo dal nostro Francescuzzo. Non ti far tenere pure il microfono. Lui me lo tiene sempre. Grave questa cosa, in che senso? No, noi siamo Nino se n'è andato proprio. Perché lo vuole tenere è lui, per uscito, questo, tipo perché lo vuole tenere lui. io esco. Voglio fare dei saluti perché Certo. mi stanno scrivendo. Voglio mandare un bacio forte forte a Melo. Saluta a piccolo Melo. Ciao Melo, se ti faccio sentire i messaggi dopo ti metti ma non dei capito. Lo salutiamo. Un bacio forte al mio manager Ciccio Catania. Ciao Ciccio. Ciao Francesco. Vogliamo dire il 13 che stiamo A Milano, a Paterno Dugnato. Dugnato si chiama. C'è scritto Dugnato. Vabbè, quello lì, Dugnato. insomma. Vuoi vedere che si chiama Dugnato? Non è suo cognato. Guarda, no, è Pensavo che era Dugnato. Dugnano. Invece guarda com'è qua. È Dugnato. Stanno guardando la loro. Ma aspetta. No, giusto, sono facciamo loro la pubblicità due. nel frattempo. Tutte e due. Saremo tutte a e Milano. due. Baita dei una cosa sola. Brava. Baita dei Sapori del Sud, via Castelletto 52, Paterno Dugnato. Dugnato. Milano. Saremo là venerdì prossimo, il 13. E il 14 sabato saremo in teatro. insieme a Nino Fiorello. Vi aspettiamo per un grande concerto Teatro Ambasciatori di Catania. Vietato mancare. Chi vuole acquistare i Contattateci. biglietti può contattare anche me di Milano. Assolutamente. Ci sono gli ultimi 60-70. No, io ho il contatto a Giro Francesco, ovviamente. Non vi preoccupate, abbiamo anche Francesco Catania, tutto fatto. Allora, dalla mano alla coscia sono passati a mano. Allora, Hai visto? dedichiamo questa Ma- canzone. Questa è una canzone che su TikTok Sì. si addirettono. Qual è la canzone in questione? Ascolta. Qual è? vai. Qual è? Qual è? Vai. Qual è scelto? I suoni proprio di questa canzone sono arrivati. Voglio capire. Guarda qua! L'uomo che parla da rete per me non è uomo, no. Io chiamo solo pagliaccia, sta gente ridicola. Parlano, contano, dicono soltanto frottole. E poi non sanno parlare di sta faccia a faccia. Mamma che sbaglio 3 volte non si può difendere. Non può sperare che l'aiuto sempre un compagno. Non manda tenere paga. È solamente così si può fare aspettare. Non è un amico se non tiene un cuore sincero. Non devo portare in casa perché metto pensiero. Ci stanno femmine che oggi sono meglio l'uomo. Non si capisce più niente che sta verità. Che fa buffone e a casa fa del padrone. Per me non è un vero uomo, qua. Si dice che non è l'abito che ti fa monaco, ma non muovere severe murano di chilometro. Non serve tanta venu calata e brillante. Già la ditta importante a da tenere nel palle. Non mi fa vivere, non mi da tenere nel palle. È solamente così si può fare aspettare. Non è un amico se non tiene un cuore sincero. Non devo portare in casa perché metto pensiero. Ci stanno femmine che oggi sono meglio l'uomo. Non si capisce più niente che sta verità. Chi fa buffone e a casa fa del padrone. Per me non è un vero uomo, qua. Era qua. Qua.
ci stava anche questa. Allora io voglio Drammatizziamo. salutare anche la famiglia Modesto. Ciao Giusy, ciao Alessio, un bacio a tutta la famiglia Modesto. Giusy Modesto, storica la nostra Giusy Modesto, se manca so guai. Allora Nino, ritorno da te perché adesso abbiamo un altro brano, ricordiamo ancora questo bellissimo ritorno il 4 di aprile 2025. 4 di aprile, D'Angelianamente. Ah, D'Angelianamente, stavo dicendo D'Angeliando, invece è D'Angelianamente. D'Angeliando anche, carino. D'Angeliando? Sì, è carino, è tipo viaggiando, D'Angeliando, no? Si viaggia insieme proprio con D'Angelo. Comunque, D'Angelianamente. Vabbè, scusami, ho detto semplicemente che mi stava a venire a dire in questo modo. Quale brano andiamo a fare? E tu vuoi fare qualche salutino nel frattempo? Beh, io innanzitutto sono stato contento di essere qui, ma sono stato contento di essere soprattutto insieme a degli amici, perché con Francesco si può dire eravamo bambini, io con il papà andavo dentro la macelleria, voglio dire, con la chitarra sì, e suonavamo. Siamo anche dello stesso quartiere con Nino. Sì, Certo. siamo dello stesso quartiere. Poi Sabrina, voglio dire, l'ho sempre ammirata e tu sai quanto è grande la mia stima per te. Di Angelo Mauro lo abbiamo detto, c'è un amore, io sembravo in mezzo ai tuoi fidanzati, c'è quindi un percorso diciamo musicale, e tra l'altro so già le canzoni nuove, quindi appena arriviamo a casa tu ne parliamo. e quindi sono stato contento, non poteva esserci puntata più bella, voglio dire. sono contenti proprio allora. appunto a te. Di come vi bella. abbiamo accomunato. E Bella niente, puntata, bella. sì, perché poi vedi ti tornano in mente tante cose. Con Sabrina abbiamo condiviso anche il palco del teatro, abbiamo fatto la sceneggiata insieme a Bezzosi, è stata la sceneggiata La signora vestita di nero, c'era anche Francesco, Ma ne quindi abbiamo fatta più di una, mi sembra. certo abbiamo... In una c'ero pure io. Sì, però c'era voglio anche dire, Pupatella, sono la figlia di Sabrina. esatto, c'era anche tua figlia, è vero. Sono tante le cose che poi quando ti rivedi dopo tanto tempo ti ritornano in mente, e io penso che la musica debba fare bene anche per questo, perché deve unire, non deve dividere. Soprattutto l'unica cosa che mi voglio agganciare, apro una cosa piccolissima, certo. perché poi sai, a me non piace fare la polemica. Lei all'inizio parlava dei social, io penso che i social sono una grande maschera. Dovrebbero essere aboliti. Sono un mascherone, perché l'uomo ha inventato una cosa così bella e così importante che è internet. Oggi tramite internet si sono avvicinati i mondi. Io per esempio oggi riesco a vedere mia zia Lucia che abita a Trieste, che non la vedo da quando ero bambino, avevo 10 anni, e quindi grazie a internet oggi posso guardare anche mia zia con le videochiamate, che grazie a lontano. WhatsApp anche. Quindi se i social sono usati a livello informativo, e allora che ben venga, perché voglio dire, uno ha la possibilità di promuoversi, di dire attraverso il telefono delle cose alla gente, ma se il social deve finire nella stupidità di chi poi parla senza avere neanche un titolo per parlare, e allora lì il social non serve a niente, serve solamente alla polemica e serve solamente a creare una sorta di reality, come tutti i reality che vediamo in televisione, ma che sono poi non preparati, insegnano, sono finti, che non insegnano nemmeno niente di buono, ma danno solamente sì, negatività. perché io mi arrabbio molto, sai perché mi arrabbio molto? Perché io, avendo 2 figli piccoli, quando si trovano a guardare delle cose che magari sono diseducative, e allora lì il telefono non funziona. Sono d'accordo, bello anche questo discorso, e spero che venga percepito nel modo in cui deve essere percepito, che è quello. Poi il mondo è bello perché è vario. Assolutamente, però è anche vero che quando noi eravamo piccoli siamo cresciuti senza telefono, e sicuramente era più bello rispetto a quello che c'è oggi. I cantanti per far ascoltare un brano della casa discografica ci mettevamo in macchina, ti ricordi Nino? E andavamo a Milano, andavamo a Roma, un'ora di trasmissione. Ora invece fai un TikTok, già arrivi ma io virale. penso che TikTok è la moda. Quando c'era Facebook, poi dopo Facebook c'è stata l'epoca di YouTube, che YouTube è molto utile perché ti dà tanto insegnamento, poi ci fu Instagram, quando siamo nati TikTok. noi forse c'era solo Messenger. No, ma quando siamo nati noi non c'erano proprio i cellulari, non c'erano i cellulari, c'era il Trillo, andavamo a cantare, quelle persone che c'erano ci conoscevamo, giravamo l'Italia per farci la invece ora ci conosce tutto il mondo. Ma speriamo tipo, che ora come finisco la
trasmissione io ho un appuntamento con una radio web che trasmette in La tua Mondovisione invece alle 11 con un napoletano abbastanza famoso, cioè quindi quando io finisco Finisci la qua, puntata, si continua. vado là e già tu sai che ti conoscono oltre il genere. Però è un bello discorso, un bellissimo discorso, e speriamo che appunto Uno passi. bello discorso, E se mi sono posso. corretta. Allora, Nino, tocca cantare adesso, no? Cosa? Beh, abbiamo scelto Non voglio andare via. Oh, e non poteva mancare, dai, lo riproponiamo. Mi stai lasciando sti mani gelate mentre da lontano si affanno respiri o silenzio e quello che resta attorno a me. Nino, ti prego, prometti che anche se lontane non ci perderemo e che questa estate la porterai dentro insieme a me. Quando ti senti più solo stringi il sassolino che ti ho regalato, addosso hanno scritto e non mi sta amore per non ci scordare. Questo tuo viso bambino e quel tuo sorriso che illumina il cuore saranno i ricordi più belli che quando vivrò piangerò. Tu mi rato bene, t'ha girato cuore, mi tremano in mano, te lascia più solo, ma insieme a st'amore giuro che non ti lascio mai. Anche se domani tornerà più forte, io ti giuro amore che sarò con te e con tutto il cuore giuro che ti amerò. Fammelo un sorriso, non piangere ancora, già mi fa più forte, asciutta da che occhio, non ti scorda mai e sto bene, che hai sempre per te. Quando sarò triste, quando sarò sola, ci sarà il tuo amore a farmi compagnia. Dentro nel tuo abbraccio mi perdo, non voglio andare via. Ti stanno aspettando, non perdere tempo, corriamo attento, no, non dico niente, mentre da lontano cuore piange per te. Non voglio andar via, Nino Marchi. L'abbiamo cantata e ricantata ed è pezzo, sempre bravo, bellissima, sempre. Bravo Nino, questa non poteva mancare anche perché era arrivata una sfilzata di messaggi dove la volevano ascoltare e fatto contenti tutti. E pensare che questo brano, vedi poi dove io un po' mi faccio triste, cioè pensare che questo brano ha 14 anni. Ed è bellissimo, È uscito 14 anni nel ed è, 2010. ed è sempre bello e si canta e si reagisce sempre in modo positivo. Vedi la musica quella bella quando si dice, e questo è un esempio come tutti i brani che questa sera avete cantato. Allora, Ed è il nostro Angelo che va a chiudere la puntata sì, questa sera. dammi le chiavi che chiudo il Sì, portone. no, dopo li chiudiamo insieme, dobbiamo stappare a fine puntata. Certo.
sono felice che siete stati qui tutti Anche e noi, quattro, anche felice noi, davvero. anche noi. Perché no, salutiamo, chiudere Angelo e salutiamo. No, va bene, cantiamo, facciamo tutto il discorso dopo. Va bene, allora questo è un brano che è nato in Calabria. Ok. Perché ho conosciuto l'anno scorso in estate in una festa di piazza una ragazza con una minigonna. Eccola. Vado da Nino e eccola. dico: Nino, ho conosciuto una ragazza con una minigonna, una mini. Mini proprio? Però poi della mini. Prima era solo minigonna. Minigonna. Ma poi è diventata mini. Perché lui disse mettiamo più mini. Sì, È tutto vero. mini. È vero, Vero, ho detto. Perché era ecco sta minigonna, ecco sta minigonna, e lì è stato il successo della canzone. Ed è proprio bella per questo, anche questa è stata super utilizzata e ci si è divertiti tanto e continuiamo a farlo, che la riproponiamo anche questa sera. Questa minigonna. Il nostro Angelo Mauro. In un paese c'è sta una guagliona che tutte quante fanno cantare. Quei modi provocanti, bella affascinante, a tutte quante fanno innamorare. Questa mini gonna, sto cuore mi fa sbattere più forte. E torna a casa in un pensiero in fronte, e pensa sempre che la cosa là. E questa mini gonna, in un quartiere non ci sta più pace. Se parla sempre di bellezza rara, una bocca non c'è come un papà. Puro nonno mio, ha fatto un pensiero, una vattene fatta là. O sare sta ne prega, o macellaia pensa, o panettiere te sta guardando. Questa mini gonna, sto cuore mi fa sbattere più forte. E torna a casa in un pensiero in fronte, e pensa sempre che la cosa là. E questa mini gonna, in un quartiere non ci sta più pace. Se parla sempre di bellezza rara, una bocca non c'è come un papà. E questa mini gonna, sto cuore mi fa sbattere più forte. E torna a casa in un pensiero in fronte, e pensa sempre che la cosa là. E questa mini gonna, il tuo quartiere non ci sta più pace. Se parli solo di bellezza rara, una bocca non c'è come un papà. Maronna mia, tutto il quartiere ne sta a parlare. O macellaio, o panettiere, o sarestano, e pure nonna mia. E con questa minigonna siamo arrivati al termine. Bella, tutti all'impiedi ragazzi, così salutiamo e ci facciamo questa fotina che poc'anzi non è venutina. Scusa, io ho una curiosità però, Sì. perché poi io sono come i bambini. Dimmi. Perché se n'è andato là a cantare? Perché lui non riesce a stare No. fermo in tutte le puntate che noi facciamo, anzi oggi si è trattenuto. Là è il mio Lui posto. passa anche dietro la regia, Là è lo il fa mio posto. l'ha Sì, sì, sì. sempre fatto. Sale sul tavolo. Perché No, dove sta no, andando? lo fa sempre, sale sul tavolo, si ci corica sul tavolo. Quando noi facevamo le puntate. È Angelo Mauro. Guardiamo Sonny, abbracciamoci ragazzi, Sì. belli, vicini, occhi aperti. Scusatemi, stai parlando con me? Ok. Allora ragazzi, noi con questa puntata abbiamo aperto la nuova edizione del Salotto di Bella. Io vi voglio ringraziare a voi per essere stati qui con noi, è stata Grazie. una puntata bellissima. Grazie a voi per l'invito, grazie. Grazie a voi, speriamo che abbiamo accontentato e sono sicura, perché visti i messaggi e anche la partecipazione sono sicura che anche tutto il pubblico vi aspettava ed è rimasto contento. La rifaremo, ritorneremo In ginocchio da te. da loro. Tornerò in ginocchio da te. Io voglio ringraziare tutto lo staff di Bella Radio e dire
Siete stati fantastici veramente, i cameraman, a tutti i miei colleghi presenti. Mary, è inutile che tu No, lo sai come la pensi. Mary. Siamo a casa e che vi dire, adoro tutti. non sappiamo se ritorneremo o sì o no, però io voglio fare a tutte le persone che ci stanno guardando buone feste, vogliamoci bene, che non ci costa niente. Certo, Si auguri anticipati. Auguri. Dai, che tanto ci rivediamo. La puntata andrà in replica lunedì sera. Ringraziamo tutti per esserci stati e vi ricordiamo che poi ci sarà anche la replica su YouTube. Diamo una buona serata? Buonanotte, ciao. Ciao belli. Arrivederci. Ciao.